Ed ora andrei invece nei quotidiani locali, nel Messaggero di Udine, dove anche qui si parla di scuola. A pranzo sui banchi di scuola preoccupa la mancanza di spazi, con l'aggiunta del secondo turno di lezioni mattutino aumenta il rischio contagi. I dirigenti alla ricerca di soluzioni, il Malignani è l'unico istituto con mensa interna. Con lo stravolgimento degli orari scolastici realizzato per mitigare il rischio di assembramenti all'ingresso e all'uscita delle scuole sui mezzi, una nuova variabile di potenziale rischio è stata introdotta negli istituti superiori della città. Il secondo turno mattutino 10-15 infatti cade proprio a cavallo dell'ora di pranzo, momento in cui si sa il rischio di diffusione del contagio è più elevato, si parla e si mangia senza mascherina. La maggior parte degli istituti superiori non ha a disposizione spazi dedicati per il consumo del pasto e così in molti istituti gli studenti mangiano uno spuntino durante l'intervallo seduti al banco. Il metro statico, prescritto anche nei ristoranti e bar, in questo modo è garantito per 1 metro di distanza ed è poco per proteggerci dalle goccioline emesse durante la conversazione. Non trovo la situazione ottimale, commenta il dirigente del liceo scientifico Marinelli, Stefano Stefanel, ma la cosa peggiore sarebbe vietare loro di mangiare, ne hanno bisogno in questa fase di sviluppo. La questione del doppio turno è molto critica, ma ci attendiamo a tutte le disposizioni che ci vengono date. E per parlare di scuola e non solo, ci colleghiamo con l'ospite del giorno, che è una maestra, è Sabrina Flapp. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Bene, non so se sei riuscita a sentire un po' le tematiche del giorno in riferimento alla scuola, ma intanto partiamo un po' da come vive una maestra questa situazione d'emergenza, come riesce a gestire anche i più piccoli con tutte queste restrizioni anti-Covid. Beh, da noi la didattica a distanza ha avuto una prima fase, quella del lockdown, che è stata un po' un ponte, ha unito i bambini, le famiglie e gli insegnanti. Questa seconda didattica a distanza è un po' più difficile perché ci troviamo con pochi bambini a casa e quindi devi fare la lezione, parlare con i bambini e sperare in una connessione della scuola che sia abbastanza buona, quindi non è facile. Sicuramente in questo periodo, dopo tanti mesi di didattica a distanza, di allontanamento dalla società, i ragazzi hanno bisogno di ritornare a scuola. Sta agli istituti comprensivi trovare la soluzione, però stare a casa dopo un tot di mesi non è una cosa salutare per i ragazzi, hanno bisogno di socialità. Siamo animali sociali, quindi veramente il confronto, il creare insieme delle cose, delle idee, delle attività è fondamentale, dallo sport alla scuola proprio. E in questo momento in particolare la maestra ha voluto creare o portare avanti un'iniziativa, quella dei calzini spaiati, che venerdì era la giornata dedicata dove si festeggiava in tutta Italia, un'idea nata proprio da te, sei stata tu a idearla, giusto? Sì, io per tantissimi anni ho lavorato nella scuola a tempo pieno di terzo, dove praticamente siamo una seconda famiglia per i bambini e quindi c'era bisogno di attività concrete, pratiche per arrivare ai bambini e quella dei calzini spaiati, ci è sembrato un modo giusto per far capire che ognuno di noi è diverso, ma soprattutto è tanto speciale e quindi cercare in ognuno di noi quel pezzettino di puzzle, no, che unito crea praticamente il puzzle del mondo. E l'adesione è stata entusiastica da parte dei bambini, ma negli anni dalla scuola è passata su Facebook grazie a delle mie amiche clown e ha recepito, cioè questo messaggio è stato recepito un po' da tutti, soprattutto dalle scuole, ma anche dai genitori e dalle persone di qualsiasi età. Quindi per me è stato veramente un sogno vedere sulla pagina della giornata dei calzini spaiati le centinaia di attività che sono state fatte a partire dai bambini piccoli dell'infanzia e anche più grandi. Nelle foto ci sono anche delle squadre di rugby, di pallavolo, di basket, di calcio e quindi forse c'era il bisogno di creare qualcosa che unisse, che colorasse la giornata.
Chiaro che questa è solo una gocciolina e sarebbe importante continuare a perseguire questi valori ogni giorno, ma l'importante secondo me è iniziare. Io ho trovato, guardando, perché sono arrivate più di 3.000 foto e più di 10.000 messaggi, ho trovato proprio ieri sera un lavoro fatto dalle colleghe dell'infanzia in provincia di Pordenone. Posso un attimo? Che cos'è la diversità per i bambini dell'infanzia? Vediamo allora, se riusciamo. Sì. Un bambino ha detto: anche gli alberi sono diversi perché hanno colori diversi nella corteccia e nelle foglie. I bambini sono diversi perché cambia la città dove nasci. Dennis è diverso perché è più alto, perché è nato prima. Le orecchie possono essere rotonde o un po' quadrate. Io ho gli occhiali, i miei amici no, ma riusciamo a vedere le stesse cose. Ecco, quindi secondo me veramente i pensieri dai piccoli a quelli grandi, la diversità per i piccoli non esiste, siamo tutti tanto speciali, no? Certo. Quindi è una cosa molto bella. È stata una bella iniziativa, divertente, ma anche un modo appunto per riflettere sui temi dell'attualità, che ha avuto un richiamo nazionale, cioè davvero ha avuto un successo questa bella iniziativa, grazie ad una maestra di Terzo d'Aquileia, dico bene? Tu sei di Terzo? Di Terzo d'Aquileia per tantissimi anni, adesso sono anche a Villa, però Terzo nel mio cuore, quindi... Però hai voluto fare del bene, anche perché in quella giornata poi dopo la giornata a scuola sei andata al Cro di Aviano, dico bene? Sì, io faccio parte anche di un'associazione di volontariato che è Free Clown e devo dire anche un'altra cosa, che le librerie Giunti con i lettori hanno donato 135 scatole di libri da portare ai bambini. E quindi abbiamo cercato in questi mesi, pur con gli ospedali chiusi al volontariato, di portare un po' ovunque, dalle case famiglia, anche al Cottolengo, agli ospedali di Latisana e Udine, e l'altro giorno siamo andati per la prima volta al Cro di Aviano a portare i libri e anche i calzini spaiati all'area giovani. È stata un'esperienza bellissima perché lì ci sono persone di cuore che ci lavorano dentro, quindi io vorrei nominare il dottor Mascarin, ma anche tutta la sua equipe, perché veramente ai ragazzi ci tengono tantissimo. Noi, pur essendo una struttura che fa un po' impressione quando arrivi, perché è solo oncologica ed è enorme, ma dentro noi ci abbiamo trovato una scintilla di amore. Bellissimo, bellissimo. Io ringrazio Sabrina Flapp, maestra, in collegamento con noi questa mattina. Il nostro tempo a disposizione è terminato. Ti auguro una buona giornata anche ai tuoi allievi. Grazie per questa connessione. Grazie mille, buona giornata.